get a little crazy, get a little stupid, get a little crazy, crazy, crazy. I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop into the music and rock your body right. Rock your body. Nicole, cosa dire? Sono quasi scomparsa adesso. Davvero un trionfo. Devo Eleganza, dire, classe, mi piacciono. Cioè, davvero, ragazzi, io non posso farvi l'applauso perché ho le mani, insomma, impegnate, ma mi avete davvero colpito piacevolmente, sia per il look ma anche per il portamento. Bravi di cuore, bravi veramente. Allora, bravi. li conosciamo uno alla volta. Rocco, chiamiamo i primi due. Con il numero 1 qui vicino a me, Massimiliano Del Bianco. E col numero 2 Antonio Moriconi. Eccoli qua. Mi piace sentire il tifo dei parenti, fidanzate, genitori. Eccolo qua. Allora, adesso faranno una breve presentazione, poi magari leggeremo qualche curiosità noi, uno alla volta. Cominciamo. Allora, numero 1, Massimiliano. Ciao a tutti, mi chiamo Massimiliano Del Bianco, ho 20 anni, sono di Trieste. Per la scuola ho mollato, cerco lavoro e al momento sono ancora in fase di ricerca. Bene, allora direi che la passerella è tutta per te. Sei il primo che l'affronta, quindi in bocca al lupo. Facciamo un applauso. Numero 1, Massimiliano Del Bianco. Lui da grande sogna di fare l'animatore, si definisce armonioso, simpatico, un po' pazzerello. Segno zodiacale Toro e ci scrive il cantante preferito, zero assoluto. Tra l'altro, Nicole, vedi che c'è il tifo particolare, che c'è Un il tifo a cavallo. Sì, un tifo a cavallo con due belle, cavallerizze così per Jacopo. Oh, guarda, bene, vedi che bello. Quando c'è Jacopo vi scatenerete. Assolutamente. Io invece vado a presentare il numero 2, Antonio. Ciao a tutti, sono Antonio Moriconi, ho 15 anni, vengo dalla provincia di Frosinone e faccio sci a livello agonistico, studio ragioneria. Benissimo, allora Antonio, anche per te sei emozionato, immagino. Tranquillo, bene, allora fatti vedere in tutta la tua bellezza, eleganza, portamento. Ha detto bene, 15 anni, però è anche molto alto, 1,84 m. È il segno zodiacale della Vergine, si definisce un ragazzo deciso, introverso, simpatico. Vuole andare a Pattaya come viaggio e da grande vuole fare lo sciatore professionista, quindi un qualcosa che già pratica e quindi magari abbiamo bisogno di campioni, soprattutto se vivono qui a Trieste. Allora, rivediamoli. A Roma. Benissimo. Allora, fate l'ultima passerella, vestiti. Giuria, guardate. attenzione. Brava Nicole, guardate la giuria, tirate fuori l'energia. Fa anche rima, Le nostre creature, guarda come erano sono così piccoli quando sono dei arrivati. mostri. Bravissimi, allora chiamiamo adesso i prossimi due. Forse Rocco è meglio che ci invertiamo, che i miei arrivano da quella parte lì. Con il numero 3 Andrea Salvador. E con il numero 4 Michael Dree. Hai un nome spettacolare, Allora Andrea, cominciamo con la presentazione. Sì, ciao a tutti, mi chiamo Andrea, ho 18 anni, mi sono appena diplomato in ragioneria e adesso mi sto iscrivendo alla facoltà di economia. Benissimo, allora la passerella è tutta per te. Con il numero 3 Andrea Salvador, prego. Lui da grande sogna di fare l'imprenditore, ha 18 anni, di Trieste, come ha detto, si definisce estroverso, determinato e carismatico. Il viaggio dei sogni ci racconta New York City, 1,83 m d'altezza. Altino, Alto. Direi altino. Proseguiamo con Michael Dree. Michael. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Michael, ho 20 anni, vengo da Fiumicello e nella vita faccio il parrucchiere e la sera faccio il cubista. Allora Michael, anche per te la passerella di Mister Topolini in questa finale che ti sei conquistato. Io vado a leggere la tua scheda, ragazzo 1,83 m, cosa dire? È il segno zodiacale Ariete, si definisce un ragazzo ottimista, altruista, disponibile sempre. Chissà cosa vuole dire, andare in Nuova Zelanda, questo è il suo viaggio preferito e da grande vuole fare lo showman, quindi direi che sei sulla strada giusta, ma direi che sei anche sul palco giusto, quindi rivediamoli ragazzi, insieme. vai, guardali lì.
Uno devo dire che ha già l'anta, no? Da imprenditore. Vanno anche un po' in sincro, vedo. Guarda lì, perfetti. Via. Non ti vedo più, ci sei? Sì, ci sono qui, tranquilla. Ti trovo col satellitare. Grazie anche a voi e conosciamo i prossimi due. Con il numero 5 Jacopo Carboni. E col numero 6 Kevin Stefini. Eccoli qua, venite ragazzi tra le nostre grinfie. Jacopo, allora raccontaci un po' di te perché so che c'è la tifoseria poi pronta. Ciao a tutti, mi chiamo Jacopo Carboni, ho 22 anni, sono di Trieste, mi sono diplomato nautico 2 anni fa e adesso ho aperto un'azienda agricola per allevamento di cavalli con le mie sorelle. Cosa hai detto, cavalli? Sono proprio lì tra il pubblico, allora un applauso, vai con il numero 5, Jacopo Carboni. E il suo sogno è proprio quello di fare l'allevatore di cavalli e si è portato una tifoseria, direi, ad hoc per l'occasione. Le sorelle che stanno facendo il tifo, lui è un tipo simpatico, socievole, ambizioso, così si racconta nella nostra scheda. Davvero un bel tifo, mai visto il tifo fatto a cavallo. Speciale. Quindi complimenti alle due sorelle, tra l'altro complimenti insomma per le sorelle. Allora andiamo avanti. Kevin. Ciao a tutti, mi chiamo Kevin Stefini, vengo da Trieste e frequento l'istituto Max Fabiani. Bene, allora anche tu sei assolutamente tranquillo, fai la tua passerella, fatti vedere in tutta la tua eleganza, casual, vai pure, intanto io vado a presentarti al pubblico meglio nel dettaglio. Lui è nato a Trieste, segno zodiacale Cancro, l'ultimo libro letto Zanna Bianca, si definisce un ragazzo solare, simpatico, altruista, vuole andare in vacanza a Ibiza e da grande vuole fare il geometra, quindi direi un'attività assolutamente fattibile, no? Ok, li rivediamo insieme, attenzione giuria ai numeri, quindi tutta la passerella è per voi, catturate l'attenzione della giuria, via. Vai ragazzi, alla Zoolander, decisi! Guarda che belli i carichi che sono, sicuri. Non ti vedo di nuovo più, ci sei? Guarda anche la camminata decisa, Ormai sono professionisti. Sono professionisti. Conosciamo i prossimi due con il numero 7 Sebastiano Panteca. E con il numero 8 Nicola Bertossi. Allora, cominciamo da Sebastiano, grande tifoseria a seguito con il numero 7. Ciao, sono Sebastiano Panteca, ho 22 anni, sono nato a Trieste, studio ingegneria navale, pratico canottaggio come sport e ballo. Perfetto, allora tutta la passerella è per te, vai Sebastiano. Lui vuole proprio diventare un professionista nel canottaggio, si definisce avventuroso, simpatico e volenteroso, alto 1,83 m, segno zodiacale Sagittario. Ed è un super sportivo, come avete capito. Devo dire che ha anche un po' l'anda da Tony Manero, con sta giacca bianca, complimenti. Sì, bene, allora, Nicola. Ciao a tutti, mi chiamo Nicola, ho 18 anni, sono di Trieste, studio l'ultimo anno del liceo scientifico Galilei. Bene, guarda, degli occhi, Nicola, color mare delle Maldive, bellissimo. Allora, vai Nicola, fatti vedere in tutta la tua bellezza ed eleganza. 1,84 m di questo ragazzo nato e cresciuto a Trieste, segno zodiacale Acquario, un ragazzo che si definisce determinato, intraprendente, testardo e lui vuole andare in vacanza ovunque purché sia in compagnia dei suoi amici e attenzione, da grande vuole fare l'ufficiale dell'esercito. Allora rivediamoli tutti e due, anche qui giuria, mi raccomando, attenzione, via. Marziale, mi raccomando, Mamma mia che spettacolo che anche siete loro ragazzi. Elegantissimi. Mamma mia che spettacolo. Conosciamo ancora Alessandro Castellani con il numero 9. E con il numero 10 Claudio Nardin. Allora cominciamo, Alessandro, raccontaci un po' di te. Ciao a tutti, sono Alessandro Castellano, ho 17 anni, vengo da Iello del Friuli, studio liceo linguistico e come hobby dipingo paesaggi ad acquarelli. Un artista. Non ho sentito, cosa fai nel tempo libero? Dipingo paesaggi ad acquarelli. La passerella è tutta per te, Alessandro Castellani con il numero 9.
Che bello hobby, un artista davvero. Lui da grande vuole fare l'attore cinematografico, si definisce ambizioso, curioso, determinato, 1,86 m d'altezza, segno zodiacale pesci, il viaggio dei suoi sogni, ci racconta, è la città di Tokyo. Magari gli facciamo fare la parte del protagonista di Twilight, visto che il capello è uguale, che no? l'avresti detto perché... C'ha lo stesso ciuffo del protagonista di Twilight, vabbè. Io invece vado a presentare questo ragazzo altissimo. Claudio, presentati. Ciao a tutti, sono Claudio, 19 anni, sono nato in Slovacchia ma da sempre vivo a Trieste. Mi sono appena diplomato come tecnico elettronico e nel tempo libero suono il pianoforte, gioco a calcio col Costalunga e faccio anche palestra. La miseria, iperattivo. Bene, bene, vai pure. Claudio, ragazzo molto giovane, molto alto, molto fashion questa sera. Segno zodiacale Toro. Si definisce alto perché in effetti Nicole è alto, magro perché in effetti è magro e socievole. Vuole andare in Madagascar e da grande vuole fare l'ingegnere. Allora adesso li rivediamo anche tutti e due, la giuria mi raccomando, attenzione in passerella, anche voi catturati, mi raccomando, lanciate qualche sguardo. Via. Spettacolo. Bravissimi, devo dire. Stasera i tuoi occhi brillano, Nicole, eh? Come Anche mai? i tuoi ho visto prima. Per Come le topoline. mai? Lo so, hai ragione, hai ragione. Dovete fare l'ultima passerella voi finale, o ecco, un applausometro di quelli. Ancora per la giuria qualche elemento per valutare. Eccoli qua, facciamo un applauso ai nostri 10 finalisti. Dove sono le cavallerizze, tra l'altro? Eccole là. Ecco le cavallerizze. Le cowboy. Fa un po' vampiro anche l'impermeabile. Complimenti davvero a tutti, ricordiamo insomma che sono le prime armi sul palco davanti al pubblico, hanno dimostrato sicurezza, grinta, quindi insomma complimenti a tutti e 10. E complimenti anche a te perché stasera sei bellissima. Ma abbiamo anche i gadget. Guardate il gadget uguale, mamma mia, sei stata una grande. Dopo anni insieme.